La neoplasia al colon retto è la seconda patologia per frequenza tumorale in Italia e in Liguria nel 2017 è stata la prima. Motivo principale è la maggiore incidenza con le persone di età avanzata, che sono in percentuale elevata nella nostra regione. Molto raro che si manifesti prima dei 50 anni e colpisce in modo uguale maschi e femmine. Il contrasto di questa patologia inizia naturalmente con la prevenzione. Questa è un'arma molto potente perché dipende da noi. La prevenzione primaria è settata nell'obiettivo è quello di evitare l'insorgenza del carcinoma del colon e esistono dei fattori di rischio, uno è l'età che non è modificabile, ma ci sono altri fattori di rischio come le abitudini alimentari, la dieta, l'attività fisica, l'astenersi dal fumo che però sono direttamente invece dipendono da noi, quindi la prevenzione primaria è molto importante, una dieta il più possibile ricca di fibre, di frutta, di verdura e invece scarsa di grassi animali, poca carne rossa, molto pesce, eventualmente carne bianca. E poi c'è tutto il capitolo della prevenzione secondaria, quindi dei programmi di screening. Nella nostra ASL dal 2009 esiste il programma di screening con la ricerca del sangue occulto fecale e l'obiettivo è quello di diagnosticare in fase precoce le malattie, il carcinoma del colon o quello che lo precede, cioè ad esempio i polipi adenomatosi.